Buonasera, buonasera a tutti. Allora, settimana di finale, quindi non potevamo non chiudere questo anno di Perché Parché, che è andato oltre le aspettative, perché poi vi raccontiamo anche un po' di cose, un po' di feedback che ci arrivano, quindi li condivideremo con voi. Ringrazio tutti per questo anno, però non è ancora tempo di ringraziamenti e saluti, perché stasera abbiamo, diciamo, gli ospiti un po' più importanti, se vogliamo dire, quelli di peso, perché sono i due allenatori che domenica si giocheranno lo scudetto e sono, anzi, e tutte e due, chi per un motivo e chi per l'altro, possono ambire a un double, perché il Bitonto ha vinto la Supercoppa, il CMB ha vinto la Coppa Italia, quindi chi vincerà lo scudetto si porta a casa 2 titoli quest'anno. E il primo ospite è mister Massimiliano Neri. Buonasera, ciao Ciao Aida, mister, buonasera, ben rivisto. anche per me è un piacere. E poi abbiamo il mister che l'abbiamo nominato, secondo me quest'anno le orecchie gli hanno fischiato parecchio, l'abbiamo nominato spesso in trasmissione, mister Dino Guarino, il mister del Bitonto. Buonasera a tutti, buonasera Aida, grazie per l'invito. Grazie a te mister, è un piacere. Allora, settimana particolare, settimana del Dulcis in Fundo per tutte e due, quindi io direi di iniziare da mister Massi Neri, che è il primo che ho invitato. Mister, allora, stagione penso favolosa perché ad ora siete imbattuti, quindi in linea generale ti do proprio carta bianca, che percorso è stato fino ad adesso? Cioè come giudichi l'andamento da agosto che si uniscono un po' tutti i progetti e così via, ad ora, alla settimana della Coppa. Ma è stata una bellissima cavalcata, è logico, con tutti questi risultati, è logico che sia stata bellissima per noi, però non è stato per niente facile, c'è stato da lavorare tantissimo, come sempre in tutte le squadre. Non piace chi dice da noi si lavora, nel senso che lavorano tutti, non è che gli altri sono speciali, diciamo, no? Quindi abbiamo lavorato tanto, abbiamo dovuto creare un'entità nel gruppo, diciamo, perché logicamente ci sono state da sistemare tante cose, però ho trovato veramente tantissima disponibilità da parte di tutte le ragazze. Qua siamo in una società dove si può lavorare serenamente, quindi eh, è andato tutto bene, logicamente con l'apice della vittoria della Coppa Italia. E- Però ci sono state tante partite dove abbiamo sofferto, ma è normale che sia così perché non è che siamo extraterrestri. Abbiamo vinto tanto e ce lo siamo sudati. E il lavoro ha pagato. Adesso, logicamente, siamo soddisfatti di tutto. Adesso c'è l'impegno di domenica, diciamo, no? Certo, il finale. Sì, hai detto una cosa che ci ritorneremo, che non era scontato, anche perché pure, cioè, all'interno del gruppo, anche grandi nomi e così via, non è scontato che ci sia questa alchimia subito, no? Quindi ne parleremo. Grazie, mister. Invece, mister, io non ti conosco, quindi è un piacere anche parlarti in questa circostanza, però appunto perché non ti conosco, perché è il primo anno per te nel femminile. E vorrei non concentrarmi su questo, ma soprattutto sul momento storico del tuo inserimento, perché tu sei subentrato in un post Marzzuoli con un Bitonto che gli faceva male, penso, i bicipiti ad alzare coppe. Quindi sei entrato in un momento di grandi cambiamenti. È stato un sì a cuor leggero, ma anche con un certo peso. Come l'hai vissuta questa cosa all'inizio e come la vivi adesso? Cioè la scelta che hai fatto. Ma sicuramente all'inizio, diciamo, il mio sì mi stuzzicava, diciamo, l'idea di dover affrontare una sfida così, anche perché sapevo che la squadra era anche ridimensionata e quindi si dovevano buttare giù le basi per creare un nuovo ciclo. E quindi a me la prima volta ovviamente mi ha portato anche a dover cambiare un po' anche le mie metodologie. Però in linea di massima credo che tutto sommato sin dall'inizio c'è stata subito sintonia, quindi con le ragazze soprattutto che ho trovato che sono davvero delle professioniste,
e quindi abbiamo potuto costruire insieme un passo per volta, diciamo, quello che poi oggi credo che sia una squadra diversa per tanti aspetti rispetto, diciamo, al Bitonto che ha vinto tutto, però comunque continua a essere competitiva, a giocarsi le partite fino alla fine. C'era una curiosità proprio del mondo del calcio a 5 femminile? Cioè c'era, perché naturalmente uno non avendolo mai fatto e non essendo mai entrato in uno spogliatoio femminile, io ho giocato per tantissimi anni, c'è sempre stato questo, l'allenatore maschio deve essere bravo a capire, entrare nelle dinamiche, cioè in questa cosa l'hai vissuto in modo del tutto naturale, ti è venuto naturale o ci pensavi 2 volte magari anche proprio nella relazione? Ma allora, per quello che riguarda la gestione del gruppo, ero convinto che sarei riuscito, anche perché per lavoro comunque gestisco anche, diciamo, mi trovo sempre a dover gestire dei gruppi, quindi anche femminili a volte, quindi comunque credo che su quello, ovviamente sapevo che le dinamiche erano diverse rispetto al maschile, però sono stato da subito, diciamo, dentro anche alle tante situazioni che si sono verificate con le nuove giocatrici soprattutto. Quello che mi stuzzicava di più è, diciamo, di poter mettere del mio a livello tattico, perché magari il Bitonto l'avevo sempre visto da fuori e magari avevo l'idea, diciamo, di provare a fare determinate cose che magari in passato non avevamo fatto, e quindi è stato un po' questo. Poi con il presidente, con la società c'erano già stati dei rapporti prima, però ovviamente io ero sempre stato fuori ad allenare il maschile, quindi per questo poi alla fine ho preso questa decisione, anche perché poi Bitonto è la città dove abito, e quindi ho unito l'utile al dilettevole. Una doppia emozione anche, cioè nel senso Sì, allenarla. infatti, sì. Bello, grazie mister. Mister Neri, a te penso che non ti posso chiedere più le sensazioni del femminile perché ormai Sono un dovrebbe po', tornare il maschile, ti vorrei chiedere che cosa si sono un prova po', a allenare il maschile. sono un po' di anni che sono nel femminile, anzi io adesso logicamente non vedo il lavoro dall'interno, ma faccio i complimenti a Dino perché il primo Grazie. anno soprattutto è complicato il passaggio perché ci sono tante differenze, adesso Dino lo saprà perché le avrà viste e comunque ci sono tante cose che bisogna saper vedere, comprendere, ma se la squadra va vuol dire che è stato fatto, insomma, no? E magari il primo anno poteva essere un po' complicato, diciamo, da quel punto di vista lì. Invece, da quello che vedo da fuori, faccio solo i complimenti a Dino. Sì, mi unisco anche io perché io ho avuto molte giocatrici del Bitonto in questo, cioè in questa stagione qui in trasmissione e le loro testimonianze, cioè proprio dirette, portano a tutto ciò. Però io sono convinta e mi sono Le ho piaciute. minacciate, allora sono venute a Ah, dire. ecco perché c'era il motivo. Però secondo me si parla molto, cioè la vera parità si ottiene quando non si parla più maschio e femmina, cioè l'allenatore. Secondo me si parla solo di competenze, quindi probabilmente i mister ti hanno trovato altamente competente, quindi siamo un po' selezionatrici noi donne, ecco, per questo è. Forse è più questo che il maschio o femmina. Va bene, ma mister, allora io mi sono segnata una domanda, anzi partirei con una piccola provocazione che a me è piaciuta molto la tua risposta a questa intervista che ho letto. Tempo fa c'era un articolo che dice così sono bravi tutti ad allenare una squadra con diciamo, queste fuoriclasse. E tu invece saggiamente hai risposto che sono tutti bravi ma hanno scelto il più bravo, cioè hanno scelto te. Nel senso non è Non ho detto facile il più pure bravo, non ho detto il più no, bravo, questo ho aggiungo detto io, hanno aggiungo scelto io. me. E hanno scelto te ad allenare una squadra, diciamo, di bravi, di No, no, fuori più classe. bravo non lo direi mai, non è nelle mie corde, ma anche perché non lo penso neanche. Ma sì, diciamo che un po' scoccia, no, quando è così, nel senso che vabbè, è facile con le giocatrici forti, è facile. Innanzitutto non è facile, prima cosa. Seconda cosa, cioè, a guidare la Ferrari ci chiamano un pilota che pensano che sia bravo. Io penso quello, insomma, no? Almeno come difesa Non Assolutamente, personale, sapevo arrivare a condivido. ho dire. sentito di dire una cosa del genere. Però nonostante no, scherzi a parte, però cioè, secondo me ci sta come risposta perché pure per tenere un gruppo così maturo
è forte, ci serve anche un allenatore maturo e forte, quindi sono d'accordo. Però l'hai sentita, tu ormai non è il primo anno che alleni gruppi così forti, perché io mi ricordo anche il Falconara, erano delle stelle e così via. Quindi, cioè, ti trovi subito al tuo agio, hai un metodo che ormai hai, è tuo e lo usi, oppure ogni volta è una sfida unire questi, perché spesso la giocatrice forte ha anche un carattere importante, come Sì, diceva sì, il diciamo che bisogna cercare di essere empatici, comunque io sono più che altro me stesso, io do sempre tutto a quello che ho alla squadra e questo qui mi viene sicuramente riconosciuto, questo è sicuro. E non parlo di cose tattiche, tecniche, ma parlo proprio di rapporto personale, diciamo, no? Nel senso, dopo logicamente tutti gli anni mister Guarino penso che confermerà, ci sono sempre problemi su minutaggi, su gente scontenta per quello che si fa, c'è sempre, è inevitabile questo, ma non è questione di femminile, ma perché il maschile è uguale. Però diciamo che se riesci ad essere coerente, a lavorare sempre in modo limpido, è più semplice poi far accettare le decisioni, perché il nostro ruolo prevede di prendere decisioni, non c'è niente da fare, quindi a qualcuno è più contento la decisione, a qualcuno è meno contento, non c'è poco da fare. Diciamo certo che se vinci le partite poi è pure più difficile essere criticato, però non è detto neanche questo, nel senso che la squadra funziona se veramente tutti capiscono che prima di tutto viene la squadra. Quindi certo. questo è il punto. E devo dire che comunque questi anni mi sono trovato bene da questo punto di vista. Dopo le magagne ci sono sempre, non è che non ci possono essere. Questo qui bisogna saperci lavorare, cioè risolverle e trovare le motivazioni giuste per farle passare nel modo migliore, no? Però ti dico, io sono fatto così, nel senso che do quello che ho e questo viene riconosciuto, questo vedo che viene riconosciuto. Dopo, logicamente, non si può piacere a tutti, e questa è la vita che è così, non è questione di essere allenatore, è proprio la vita, no? Non si può piacere a tutti, però diciamo che comunque la squadra è con me, questo lo sento, insomma. Allora, grazie mister. Vediamo, c'è Mennini che scrive: posso fare una domanda a testa che vi farò anche domenica pre-gara? Mister Guarino, come si prepara una gara con una squadra che ha vinto tutte le partite? Intanto le leggo e poi così avete un secondo per pensarci. E mister Neri, come si gestisce la pressione di dover vincere? Ecco, pure questo argomento della pressione è un tema che avrei voluto affrontare, mister, perché tanto ad ora è sempre stata tua nell'arco del campionato, quindi questa cosa è emersa più volte. E va bene, iniziamo da mister Guarino. Quindi, come si prepara una gara contro una squadra che l'ha vinte tutte queste partite? Ma io credo che, vabbè, innanzitutto voglio fare i complimenti a Massi perché comunque hanno, diciamo, vinto le gare, ma anche meritando su ogni campo. E quindi non è assolutamente facile gestire un gruppo di campionesse e come mi affaccio alla parola che ho utilizzato, la coerenza, che soprattutto è importante e non sempre è semplice riuscire a essere coerenti, soprattutto quando si ha un gruppo così forte e una società ovviamente che vuole vincere perché ha fatto degli investimenti. Per quello che riguarda me, la preparazione della gara, ma io credo che l'unica cosa che cercheremo a provare è sicuramente ad abbassare il livello degli avversari, quindi dobbiamo cercare di comprendere che di fronte abbiamo una squadra ben organizzata, forse la più forte tecnicamente e fisicamente, quindi comunque quello che comunque credo sia necessario cercare di giocare con molta attenzione, evitando ovviamente di fare gli errori. Poi ovviamente è una finale, quindi entrambe vogliono vincere, quindi poi a livello mentale secondo me sarà fondamentale l'approccio, soprattutto nella prima parte di gara. Vero, ci sta. Mister, una cosa che hai detto, hai parlato di coerenza, no? Perché per me, cioè nel senso, sentendo le vostre parole, è un po' il fulcro del discorso è che l'allenatore con una squadra brava deve essere bravo sia a mantenere l'equilibrio,
okay, certo, ma anche a dare cioè a definire le funzioni di ogni giocatrice, perché anche chi certo. ha veramente poco minutaggio in un contesto del genere può dare tanto. Anche dalla panchina io Bisogna s far ero comprendere, bisogna far comprendere proprio il ruolo di ognuna, perché poi cioè, in tutti gli sport, comunque negli sport di squadra, ogni giocatore ha il suo ruolo, quindi a fine campionato c'è chi magari avrà fatto un minutaggio maggiore, chi magari invece avrà giocato meno ma che è stato incisivo, è servito per riuscire a risolvere determinate situazioni di gioco, quindi comunque il compito nostro ovviamente e far sentire le ragazze, ognuna è importante, ognuna al servizio della squadra. certo, E poi una cosa importante che io credo di aver iniziato ad avviare bene con le mie ragazze è che ogni giocatrice deve essere consapevole che nel campo sono loro le protagoniste, quindi comunque devono diventare autonome. Ecco, quando un allenatore riesce a guardare la propria squadra autonoma in campo, cioè a saper fare le scelte giuste al momento giusto, vuol dire che il suo ruolo può anche defilarsi e la squadra prende una forma migliore. questa è una gran cosa. Grazie, grazie mister Dino. Massi, allora abbiamo un'anteprima della domanda che ti farà Mennini, quindi come si gestisce questa pressione di dover vincere? Allora, la pressione c'è, inutile negarlo, nel senso che anche in Coppa l'abbiamo avvertita parecchio, no? Ma comunque siamo un gruppo preparato a giocarci con questa pressione, no? Diciamo che durante l'anno, con le vittorie che si accumulavano, hanno cominciato a dirci, però non è giusto che ci siano i playoff, e io rispondo sempre, io quando mi sono iscritto sapevo che c'erano i playoff, quindi ci sono i playoff. Oltretutto, fossi arrivato secondo, se non c'erano i playoff mi incacchiavo, cioè, detto proprio pari pari, no? Nel senso che quindi è così, punto e basta, no? Nel senso che è logico che uno pensa, ah, sì, vinci con un bel vantaggio, hai vinto tutte le partite, adesso ti giochi tutto in una partita, no? Quello forse magari potrebbe essere stato più bello se era più di una partita, ma perché magari ci sarebbe stato più spettacolo, più partite, capito? Quello che vuoi. Io sono la terza finale scudetto, le altre due l'ho fatta sulle 3 partite, sono sempre arrivata alla bella, una te la ricordi bene Aida, e quindi ti dico, è un po' diverso farla in gara unica, è un po' diverso, mette più pressione, e effettivamente ci giochiamo tutto in 40 minuti, ma la regola è questa e dobbiamo essere bravi a fare fronte a questa cosa. Quindi dobbiamo essere pronti ad avere la pressione addosso, perché se una squadra è forte lo deve dimostrare, sempre. Questa è una condizione purtroppo che ci siamo passati tutti. Io le ultime 5 finali l'ho giocate tutte e 5 e ne ho perse 4, 3 a gara 3 e 2 Mm. gare secche. Quando giochiamo a gara 3 là poi ti arriva la giustificazione, no, sarebbe stato meglio gara secca. Quando giochi a gara secca magari su 3 avremmo avuto quella possibilità, quindi come hai detto tu è una cosa che hai deciso dall'inizio e mentalmente ti prepari tutto l'anno per quella. Mister, invece tu hai giocato la prima volta a gara secca, perché nel maschile so sempre il meglio delle 3 di solito e oltre, no? Quindi questa gara Eh, secca a scudetto è pure per te una novità nel femminile? Sì, no, ma infatti, gara secca, ma sicuramente è una gara che offre una maggiore pressione, ma a entrambe le squadre, perché è inutile, cioè chi arriva in finale poi ovviamente vuole cercare di vincere. Quindi di sicuro magari chi ha un roster più ampio, giocarsela su più partite ovviamente fa la differenza. Però vedremo, diciamo che comunque, come diceva Massi, cioè, il regolamento è questo, ovviamente i playoff giocato con le prime 8, ovviamente rimette in gioco tutto, quindi è come se fosse un altro campionato ancora. Sì, ma anche la spettacolarità del nostro movimento, quindi Certo. secondo me è bello così. Mister, a proposito, abbiamo parlato un po' di grandi nomi, grandi gruppi e così via. Io te ne faccio uno, poi ti lascio carta bianca a te. Lusileia, che si è caricata nei playoff, ha messo la squadra nel sacchetto e se lo sta portando avanti con i suoi gol, naturalmente anche con tutta la squadra. Cioè, che
che giocatrice è per te? Spendiamo 2 parole per questa, cioè per me spero che la congelino dopo la finale scudetto e la scongelino ogni anno che Sì, possa arrivare a bisognerebbe clonarla, diciamo, perché no, ho trovato con lei ho un ottimo rapporto, perché comunque sin dall'inizio siamo entrati proprio in sintonia. Voi anche perché lei caratterialmente è veramente una persona speciale, è difficile non andare d'accordo con lei. sì. E poi soprattutto perché mi piace, è una giocatrice che ha proprio un impegno massimo all'allenamento, quindi io siccome sono anche fissato perché l'allenamento deve essere sempre al 100%, quindi comunque lei, ma anche con tutte le altre, mi sono trovato davvero benissimo. In questa parte di campionato sicuramente è stata fondamentale per noi, è stata importante in gol decisivi che ci hanno dato quella maggiore spinta, no, per poter vincere queste gare, anche perché le nostre gare sono state sempre molto equilibrate, anzi siamo andati spesso e volentieri sotto e poi le abbiamo recuperate. Quindi lei comunque è stata di un livello eccezionale, nonostante l'età, ma io credo che a questo livello può giocare per altri anni ancora. L'età per lei non è un numero, come si dice quando si fanno i complimenti a qualcuno, no? Si Sì, tolgono sempre quei infatti. 5 illusi e ne togli 20 veritieri, però va bene. E beh, è una campionessa a tutti gli effetti, cioè proprio fuori e dentro il campo, noi l'abbiamo avuta, io la conosco penso da 15 anni, quindi è veramente formidabile. Io Mister Aida, invece... l'ultima volta che ho incontrato Lucilea eravamo di Tonto, io ho detto ma che acqua bevi, fammi sapere. E lei mi ha risposto la stessa di Tati. Che ha risposto? La stessa di Tati. Ah, ecco, mi hai dato un assist perché se di là metto Lusileia, di qua hai il capitano del Brasile, Tati. Però ho visto l'altro giorno un video la settimana scorsa che mi ha fatto molto molto sorridere, cioè vedo pure Tati, oltre a una campionessa stupenda, però la vedo proprio allegra e divertita, quindi si vede che si trova molto bene in quel contesto, in questo gruppo. Cioè tu Tati la conosci ormai da anni perché l'hai avuta, pure lei si può dire che c'è un elemento no, importante di più, vero, all'interno di un gruppo. Sì, no, è un elemento imprescindibile, a me non piace parlare dei singoli, però quando è così evidente è inutile nascondersi, no? Nel senso non faccio torto a nessuno, tutti lo sanno la qualità che ha come giocatrice e come persona, quindi è importantissima, mi rende più facile la vita dell'allenatore. L'ho voluta a tutti i costi qua e la società mi ha subito accontentato perché ha capito, insomma, quant'era poteva essere importante, insomma, no? E quindi io quando ho lei in squadra lavoro meglio perché è veramente in gamba e sa aiutare tutti, sa essere disponibile, c'è poco da dire. C'è una bella gestione della pressione, Tati, in partita, cioè veramente si carica tutto. Ma Questa io cosa... penso che ci sono delle giocatrici e le due che abbiamo nominato ce l'hanno, che hanno una mentalità proprio spiccata e quindi sanno gestire i momenti, sanno gestire le situazioni e quello che possono dare lo danno. Sì, sì, è vero, Tati. Mentalità proprio, ma l'abbiamo visto al mondiale, no? Il Brasile, che mentalità che aveva. Oltre Sì, al sì. fatto che era la squadra più forte, ma una mentalità pazzesca. Guarda, se oggi fosse lunedì 15 vi avrei fatto una domanda, quindi post gara, se c'è una giocatrice che rubereste all'altra squadra, proprio un nome, naturalmente ce ne sono più di uno, però qual è il nome proprio che Io avrei, rubereste? avrei l'imbarazzo della scelta. Ma penso che entrambi qua vi potreste divertire. Sì, Mister, sì, dove mister, prendi prendi bene, adesso non è che, voglio dire, Sì, ma infatti. sì, infatti, quindi la posticipiamo, la posticipiamo. Mister Guarino, prima hai detto che spesso siete andati quest'anno, anche se avete fatto soprattutto dopo il mondiale, perché dopo il mondiale ci sono dei dati molto positivi di voi, siete andati anche spesso in svantaggio,
Ok, e noi abbiamo spesso detto che un vostro punto, naturalmente è evidente, di forza è il portiere di movimento. Quindi è un'arma che alleni, proprio ci credi tanto per forza perché ti ha portato sempre ad ora dei risultati molto favorevoli. Però che rapporto hai proprio col portiere? Anche proprio nella tua carriera è un'arma che ci credevi molto, ci investi molto anche negli allenamenti, in tutto? No, sì, ho iniziato ovviamente la prima cosa che mi viene in mente è che comunque fa parte del regolamento, quindi essendo una regola, un sistema di gioco, ogni squadra secondo me deve poterlo sfruttare. Nell'alta prestazione oggi, cioè, proprio l'evoluzione del calcio a 5 si basa soprattutto sull'incorporazione del portiere, che sia il quinto uomo o il portiere vero della squadra. A me è sempre piaciuto allenarlo anche perché magari in passato ho avuto squadre magari con delle rotazioni corte, quindi magari riuscivo a gestire categorie alte con pochi giocatori, però utilizzando il quinto. Quindi per quello magari l'ho allenato un po' di più. Con le ragazze ho provato a fare delle cose, a loro è subito piaciuto e quindi perché poi sostanzialmente è un sistema di gioco come tutti gli altri, nel senso che comunque ogni squadra ovviamente cerca di sfruttare le capacità dei propri giocatori. In questo caso ovviamente si cerca di sfruttare la superiorità, però io credo che tutte le grandi squadre debbano poterlo utilizzare a dovere. Anche perché come hai detto tu, cioè, fa parte del regolamento, quindi saperlo sfruttare pure al momento giusto, nelle giuste condizioni. Mister Neri, qua questi lo utilizzano veramente bene. Lo so. Questa è un quelle lo so naturalmente, eppure, devo È successo anche in campionato. molto forte, essendo una squadra molto forte anche il CMB, però anche allenare, cioè la difesa anche, quindi Sì. non deve essere facile perché devi avere una rosa molto ampia e pure qualitativamente molto alta. Sì, no, lo so, si va più a, diciamo che comunque la disponibilità di tutta la rosa è sempre stata eccezionale da questo punto di vista qua, perché tanto bene o male quando ci sono queste situazioni qua ci sono quelle specializzate, no? Le giocatrici specializzate, quindi diciamo le altre fanno più da sparring in parte in allenamento, in questo l'ho sempre pubblicamente ringraziate perché una grandissima disponibilità, poi sai quando stai lì che tira Renata, tira Vanin, non è che sia una passeggiata, insomma, no? Nel senso, situazioni di tiro contro la difesa schierata, cose del genere. Quindi il portiere in movimento è un'arma che viene giustamente utilizzata, un'arma che viene allenata tantissimo, io ci ho lavorato tanto tutta la stagione, anche se in attacco non l'ho mai utilizzato quest'anno, l'ho fatto solo in allenamento e in amichevole, insomma. E quindi però l'abbiamo allenato, lo sappiamo fare. Dopo, logicamente, il campo dopo dice quello che come hai lavorato durante la settimana, però siamo preparati, insomma. Certo, è bella questa cosa che in gara secca il mister Guarino che l'ha utilizzato più volte in attacco, magari anche per recuperare, invece voi l'avete utilizzato giustamente più in difesa per le squadre che lo mettevano, cioè provarlo anche, cioè scontrarvi proprio in una gara, in una finale in questo. Mister, invece tu hai detto prima che sei di Pitonto, tua moglie so che è di Pitonto, ho Sì, avuto mia moglie. sbagliato, ok. Io sono di Quindi, Taranto. di Taranto. Va bene, la finale si farà al sud, campo neutro al Policoro. E che ti immagini? Cioè, Bitondo è sempre che alle finali, diciamo, non si fa invitare due volte, si presenta e si presenta forte. Che tipo di sensazione hai per come sarà il fuori oltre il dentro del campo? Che atmosfera? Ma io credo che sarà tutto esaurito, perché comunque tra la loro tifoseria, che comunque ho visto che nell'arco dell'anno si è proprio costituita una tifoseria abbastanza forte, no? Lì a Salandra, quindi e i nostri che magari diciamo vogliono riuscire a raggiungere le ragazze per incitarle, perché qui c'è da dire che ho trovato veramente dei tifosi che oltre ad essere diciamo appassionati di futsal,
ma sono proprio legati alle ragazze in maniera veramente molto forte. E questo credo che sia stato in questi anni anche un valore aggiunto per il Bitonto, perché comunque non è mai facile vincere sempre, ripetersi, e quindi credo che questo a Bitonto è stato sempre un valore aggiunto. Grazie, mister. C'è Giorgia Ballardini che dice: Mister Guarino, dov'è Benjamin? Ah, la mia mascotte, Benjamin. Bello questo. Perché ce la portiamo, viene con noi in trasferta sempre e vuole stare con me in braccio. È il nipotino di Diana, quindi veramente bellissimo. Crescerà forte come Diana allora. Se avrà la passione per il calcio, mamma mia, Diana pure. Di Diana, ecco, spesso magari non è che non se ne parla perché Diana è fortissima, ma Diana che pezzo pesante che è dietro, veramente forte, Una forte, roccia. forte. È una roccia, è una roccia. Cioè, fisicamente, tecnicamente, caratterialmente, tutto ci possiamo mettere. Grazie, mister. Invece, Massi, allora, io ti conosco da anni, ho avuto anche il piacere di essere allenata da te e so che sei molto anche legato, cioè giustamente hai tuo figlio che cresce sempre di più e quindi sei anche fuori dalla famiglia. Mattia, le Sì. soddisfazioni stanno arrivando perché giustamente hai vinto tanto e continui e spero e ti auguro che vincerai ancora tanto, ma questa, diciamo, lontananza ti pesa, ti inizia a pesare o riesci a gestirla bene nonostante, cioè, naturalmente il tuo lavoro, quindi lo fai con la massima professionalità. Sei riuscito quest'anno a conciliare un po' le due cose? Sì, diciamo che per fortuna ho una famiglia che mi sostiene in quello che faccio e quindi diventa tutto un po' più semplice, però effettivamente non è una passeggiata, diciamo, nel senso perché sono a 5 ore e tre quarti da casa, quindi diciamo noi quando giochiamo di sabato in casa io dopo la partita parto e torno il martedì sera, quindi quando giochiamo in trasferta invece non riesco perché non c'è proprio il tempo disponibile per andare. Però diciamo sì, Mattia cresce, lui piace il basket, lui gioca a basket, ma perché è più alto di me già, ha 14 anni, ma mi ha superato già abbondantemente. E quindi Bellissimo sport. tu l'hai visto piccolino. Sì, io l'ho visto ormai 6-7 anni fa, quindi quanti anni ha adesso? Ce n'ha 14. Mamma mia, sarà cresciuto Adesso sicuramente. dopo la partita vado su che c'ha l'esame di terza media, quindi però è stato bravo, quindi c'è la preoccupazione dell'esame, però poi serve un po' di sostegno, questo è giusto che sia così. Va bene, allora io vi ringrazio tantissimo. Io sono, è un, come se fosse, non è un derby perché non è stessa regione, però è una partita molto sentita perché due squadre del sud e due squadre che naturalmente hanno anche un grande tifo, come avete detto voi. Quindi sicuramente da giocare sarà stupendo, da allenare penso forse un po' di meno. In panchina ci sarà vi caricate voi tutta la pressione però da vedere sicuramente sarà un grandissimo spettacolo. Quindi vi ringrazio, vi faccio un grande in bocca al lupo a tutte e due e noto che c'è anche tanto rispetto tra di voi perché non so se vi conoscevate già da prima e tutto, però vedo che vi siete passati la palla più volte in questa mezz'ora insieme. Quindi tantissimi auguri per questa finale e che vinca chi sa difendere o attaccare meglio il portiere. No, viva il lupo, viva il lupo. Sì, io Dino non lo conoscevo prima di questa esperienza, adesso abbiamo un po' cominciato nelle due partite che abbiamo giocato contro, poi un attimo abbiamo parlato anche a Genzano, ma ho trovato una persona disponibile a parlare tranquillamente, quindi No, ma infatti anche a me quando ci siamo fermati dopo la seconda partita a parlare un po' e comunque si avverte subito un certo legame, soprattutto riguardo la passione che entrambi abbiamo per questo sport, che ci porta a fare grandissimi sacrifici, anche mettendo spesso la famiglia in secondo piano. E quindi per questo mi sento di dire che ci sarà una partita comunque che sarà un bello sponsor per il calcio a 5. Credo che sicuramente sarà una gran bellissima partita.
Sì, abbiamo bisogno proprio di vederla, perché siamo arrivati al punto che vogliamo anche un qualcosa di estremamente positivo e sicuramente lo sarà. Grazie mister, grazie ancora, in bocca al lupo. Grazie a Grazie. te. Ciao Dino, ci vediamo Ciao. domenica. Ciao. Bene ragazzi, è stata una piacevolissima chiacchierata con 2 persone altamente competenti, perché si nota già da come parlano i temi che affrontano, come li affrontano, e quindi 2 grandi allenatori, 2 grandi squadre. Sarà sicuramente una bellissima finale da non perdere. Domenica la finale scudetto, gara secca. Chi vincerà? Ora faremo un sondaggio in questi giorni, vediamo un po' da che parte vi schierate. Buona serata a tutti e sempre buon futsal.